Allora, stavamo parlando che l'anello debole vero e proprio sono i consumatori finali, noi cittadini anzi. C'è il venditore che è quello su cui ci si potrebbe lavorare in qualche modo nella filiera, diciamo, di fornitura del gas e anche dell'energia, e sono quelli che possono fare degli sconti o delle offerte in un range però non tanto grande, perché adesso, Presidente, c'è poco margine. È così oppure no? Sono quelli, aspetta che è arrivato un messaggio, paghiamo in bolletta una quota destinata all'energia rinnovabile da un decennio e sa quanto dite non c'è stata nessuna, e da quanto dite non c'è stata nessuna crescita in questo settore, ma questi soldi dove vanno? Quelli della quota. Va bene, allora io tento di dare una risposta politicamente corretta, perché siamo in trasmissione, ma non è giusto neanche fare il polemico a prescindere. Dove vanno questi soldi, signora o signore che ha chiamato, che ha mandato il messaggio? Allora c'è tutta una serie di, come dire, di costi che ci vengono caricati e che poi dopo vanno a finire nei meandri della burocrazia, tipo per esempio come dire, nel riaggiustamento delle quote fisse, delle spese che paghiamo di quota fissa come il contatore, eccetera. C'è tutte quelle infrastrutture che le permettono di portarsi a casa la corrente. Le ho detto già che ci sono dei passaggi obbligati, ma proprio fra questi passaggi obbligati c'è quello della distribuzione, che come se lei andasse al supermercato e mi stesse chiedendo: ma se il supermercato dice che la mozzarella la compra a quel prezzo là, il supermercato compra la mozzarella, poi la deve vendere, quindi, ma dietro a questa vendita c'è una filiera dietro, c'è il personale, i costi eccetera. Noi abbiamo costi sulla bolletta che sono quelli di trasporto e gestione del contatore, che nessuno ha mai capito cosa siano, ma sono proprio quei costi di distribuzione intermedia fino ad arrivare dal venditore al cittadino. Non voglio più dire consumatore, bravo, oggi lo dirò cittadino. Quindi si perdono, diciamo, in altre tasse, balzelli eccetera, che vanno a finire su un'altra voce. Io tempo fa mostrai una specifica delle accise, così chiamate accise, no? Le guerre puniche, sì. I romani, i visigoti, eccetera, eccetera. Noi ci stiamo portando ancora qualcuno, la Libia nel 1911, ci portiamo avanti queste quote, che se lei pensa per 30 milioni di utenze, se io metto €1 sono già 30 milioni di euro, li posso spostare quei soldi in una di quelle varie forme. Allora, la legge ha stabilito le quote, un tot per l'energia rinnovabile, un tot per lo smaltimento dell'energia nucleare, lo smaltimento. Caorso, io ero giovane, 18 anni avevo quando successe quella roba, mo ne ho 64. Vabbè, ancora stanno smaltendo. Questo per far capire che si perde in quei meandri, in quelle vocine che noi non vediamo se non andiamo nel dettaglio dei costi di ogni bolletta. Quello che mi preme dirle che non è che se le ruba qualcuno, le riaggiustano in varie voci, sottovoci, le chiamo io, non voci, sottovoci, che sono quelle là che poi dopo contribuiscono al prezzo finale. Posso dire quello che ho visto ieri, così almeno capiamo qual è la ratio della nostra bolletta? Non voglio andare fuori. C'è un'autorità per l'energia, Elena prima mi ha esortato a dire che c'è l'autorità per l'energia ARERA, no? Che trimestralmente prima dava un minimo e un massimo del costo della materia prima, e poi dopo lì si aggiungevano quelle famose voci di cui lei stava parlando, che sono le accise e trasporto e gestione del contatore eccetera. Adesso ARERA dice: te le do ogni mese. E questa è la novità di oggi. La novità di oggi. Ogni mese ci dirà le variazioni. Non ci interessa il sistema delle variazioni, ma ci interessa il sistema invece della filiera dell'energia elettrica e del gas metano. Perché lungo la filiera ci sono i rincari. Perché lungo la filiera ci sono i rincari. Perché non voglio scantonare dall'energia,
ma nei nostri supermercati siamo arrivati a un 13% di aumento delle materie prime. Sì, sì. A fronte di cosa? L'IVA la vogliono anche abbassare addirittura. Il costo delle materie prime, no? Non dovrebbe essere tanto, beh, la siccità, questo è stato, eccetera. No, il costo delle materie prime è aumentato perché c'è l'aumento del gas, della luce, delle materie prime, cioè delle materie in coso di energia. Questa è la verità. Non andiamo a cercare scuse, eccetera. Il costo delle materie prime è aumentato perché sono aumentati quegli strumenti che davano la possibilità, dalla grande distribuzione fino al casolino, dite voi, al casolino di zona, di dare un servizio a basso costo, con costi bassi. Oggi il pane costa di più non perché sia aumentata del 10% la farina, perché è aumentato del 300% il gas, è aumentato del 120% circa in 3 aumenti la luce. Ma anche la materia prima stessa ha avuto dei rincari. La materia prima stessa ha avuto dei rincari. Perché a questo punto quando... Vabbè. Ma parliamo del 10%, parliamo del 5%, parliamo del 7%, non parliamo del 70% dal 1° ottobre. Ecco. Quindi l'ARERA ha stabilito, questa è la novità di oggi, che lo farà ogni mese, va bene, ci dirà più o meno i prezzi. Quello che più importa in questo momento è dire cosa costa, cosa costava 10 anni fa la luce e cosa costa adesso la luce. Nel 2011 faccio un convegno per spiegare ai cittadini, ma sono andato in giro dai pensionati alle scuole, alle università, eccetera, e ho spiegato la bolletta. Ho detto: guardate ragazzi, le cose funzionano così e così. Quanto è il costo di un kilowattora? Se mi mettete la slide del 2011, vi faccio capire perché la gente non può più neanche produrre. Allora, prima, esatto, che non è questa, è quella successiva. Ma questa qua, fermi un attimo, vi fa capire che già nel 2011, no, c'era un accaparramento, cioè come dire, un venditore preponderante sul mercato, su 12 che sono scritti là sopra, 13. E quel venditore poi dopo ha perso sempre di più quote, no? A scapito del mercato libero che gli ha dato la possibilità ad altri di offrire. Questo è il famoso discorso della catena debole. Il venditore deve sottostare alle regole di domanda e offerta, per cui sono aumentati il numero dei venditori, è aumentato il numero, diciamo, e quella barra sopra in alto a sinistra blu si è molto ristretta rispetto ad altri che hanno cominciato a produrre di più. Se andiamo avanti sulla prossima slide, vediamo. Grazie. Eccolo qua. Eccola qua. Cioè, io non voglio dire niente. La vedete la Russia quant'era? Ecco, questo vi faccia dire, nel 2011 già un terzo, un quarto, ma più quasi un terzo della nostra importazione veniva dal gas russo. Poi abbiamo l'Algeria al 34%. E l'Algeria era il nostro maggior fornitore. Adesso i politici sono messa la cartellina sotto il braccio, un mese fa, 2 mesi fa, hanno incominciato a fare il giro di quelle nazioni che voi vedete in quella cosa che già nel 2011 avevamo indicato. Cioè la Norvegia, Paesi Bassi, Qatar, ecco, Algeria e dopo gli altri. Perfetto, brava. Nei Paesi Bassi, è andata in Algeria, è andata in Norvegia, è andata in Libia. Allora, in Libia Gheddafi è andato. In Algeria c'è la guerra civile. In Norvegia, la Norvegia gli stanno bucando i cosi, no? Come si chiamano? Anche i gasdotti. Nei Paesi Bassi non parliamo perché il prezzo si fa ad Amsterdam. Ed è una cosa, sì. In Olanda dagli speculatori, no? E poi dopo siamo andati in Qatar con il nostro ministro degli esteri a dire mi raccomando. Ecco, quindi abbiamo diversificato, quindi siamo ritornati
a quella torta. Allora, qual è la differenza fra il 2011 e oggi? Che nel 2011, se mettete la slide dopo, la facciamo veloce, sono 2 slide, ve le mostro. Grazie. Noi consumavamo a destra e in basso, in azzurro, 1400 metri cubi standard di gas e pagavamo 1238 euro all'anno. Questa è quella aggiornata al 2011. 11, giusto? quello Sì. che costava nel 2011. Va bene? Sì, poi c'è la quota di imposte. La quota totale lorda ci veniva a prezzo 1238 euro con 1400 di consumo. Ok. Bene. Sì. Oggi, se tu consumi 1400 euro di gas, ti devi vendere l'azienda. Sì. Perché si è triplicata la cosa. Stesso discorso slide dopo per l'energia elettrica. Occhio che te conto. Allora, adesso 2700 kW all'anno con 3 kW chiaramente di potenza, che è quella che abbiamo in tutte le nostre case. Molti ce n'hanno molto di più, devono anche rivedere quella. Sì, perché adesso, adesso abbiamo bisogno di tanta energia, tanta. 518 euro all'anno. Quanto ti è arrivato di bolletta, Elena? No, non mi rifiuto. Ecco, ti rifiuti di dirlo. Sì. Lo dice Sergio, dice No, che no, nel senso che è un cittadino in medio che consumasse 2700 kW all'anno si faccia il conto con quello che ho detto prima, 100 euro, 160 euro. No. Ma qua stiamo parlando che il prezzo del kilowattora è 0,25. Mo siamo arrivati a 0,70 e stiamo ancora, no, cercando di capire quali sono le cause e dare la colpa alla guerra, ai politici, alle elezioni, a destra, a sinistra, eccetera. No, questi sono 10 anni in cui abbiamo ripreso dopo 10 anni la stessa politica del 2011, perché abbiamo visto che diversificando, e io non ho la ricetta, te l'ho già detto in prima trasmissione, le associazioni dei consumatori non hanno ricette in questo momento valide per aiutare la gente a crearsi un futuro migliore, se non quello di dire cambiamo le nostre abitudini, ma non significa solo risparmiare. E cambiare le abitudini e anche cambiare le scelte di vita. Ma ecco, esatto, cosa vuol dire questo cambiare scelte di vita? Le scelte di vita sono queste. Un attimo, parliamo delle scelte di vita, un attimo che leggiamo. Parlate delle accise sull'energia e sulla benzina che sono proporzionali al costo della materia prima, ma quanto sta guadagnando lo Stato su questa quota? E parliamo anche degli extragettiti, effettivamente su questo lo Stato ci sta guadagnando, per cui abbassare o bonificare, dare bonus eccetera è doveroso farlo, che chiamali bonus o questo abbassamenti. telespettatore, guarda, gli arriva come si dice, la mia totale approvazione, perché tante volte le persone che scrivono beccano proprio il punto. No. Gli extragettiti di cui tu parli è perché adesso, se noi paghiamo la bolletta il triplo, a parità di IVA, a parità di accise, l'extragettito viene dentro. Cosa hanno fatto? No. Hanno preso quei soldi dell'extragettito e li hanno trasformati in bonus. Caro spettatore, hai colpito nel centro. L'extragettito prodotto dall'esborso maggiore da parte del cittadino finale non è andato a finire alto, no? Che in quelle misure di tampone, che le chiamo io di tamponamento, che hanno il valore immediato, sì, ma poi dopo non potremo stare sempre in emergenza e tamponare, perché quelli, l'extragettito, va bene, è una cosa, lo paghiamo noi, ma i debiti poi dopo dei bonus, no, li pagheremo dopo, non li paghiamo adesso, li pagheremo fra 6 mesi, fra un anno. Però lei ha centrato il problema. Le accise e gli extragettiti sono praticamente il veicolo per lo Stato di poter dare la mancetta.
come lei, non so, se tu hai nipoti, io ho dei nipoti, io do la mancetta, do 5 euro, poi dopo dico arrangiate però. Per tranquillizzarli. Allora, torniamo su queste questioni, si parlava di stili di vita. Cambiare lo stile di vita cosa vuol dire, che cosa può implicare, cosa vuol dire però principalmente, perché per tutti quanti noi è anche un po' difficile magari comprendere, cioè, anzi, autoanalizzare il proprio stile di vita. Pubblicità. Mi hai portato